4 slavi clandestini sono stati arrestati dai carabinieri. Avevano armi e attrezzi per far saltare bancomat e casseforti domestiche. Vediamo il servizio. Stiamo parlando di Padova. L'assessore alla Polizia Municipale Carrai risponde: da domenica 10 vigili. Restiamo a Vicenza, ma parliamo adesso del tradizionale mercatino della Befana che si chiuderà domani. Il primo falò ad accendersi è quello di Faedio Oderzo, 1,58 m di Befana, a Rogo nel cortile dei fratelli Botta. Ma vediamo anche le immagini di altri falò trevigiani. Possono partire le immagini. Lo chiedono al Comune di Padova 700 cittadini del quartiere 3 preoccupati per i problemi di traffico lungo l'ippodromo, ma la trattativa tra i musulmani e il proprietario dell'area è già molto avanzata. Sentiamo. Con la violenta aggressione senza tetto veneziano per la quale sarebbero stati identificati 6 minorenni giovani accusati di aver dato fuoco al giaciglio del Clochard sono stati sentiti in queste ore dalla polizia, intanto cresce la rabbia dei residenti della zona dove è avvenuto questo episodio. Il furto in ospedale di Vittorio Veneto, le telecamere che avrebbero dovuto riprendere lo scassinatore erano state tolte da poco, il servizio. Comunali ai piccoli commercianti, così questo piccolo paese e centro sembra davvero essere il paese dei balocchi. Quello che è stato presentato oggi a Possagno dalla Fondazione Canova, le altre coppie sono state regalate da Berlusconi ai Gandhi della Terra. Vediamolo allora questo libro. Ieri sera nella puntata di Chi l'ha visto, una telefonata anonima, tutti sanno chi ha ucciso Sandra Casagrande. Dalla procura intanto nuove indagini, intanto anche per la prima volta parla il maresciallo che all'epoca comandava la stazione di Roncade. Sentiamo. Dice il sindaco Giampaolo Gobbo e l'assessore provinciale Paolo Speranzon rilancia: meritiamo questa chance. Che vengano restituiti gli alloggi pubblici che hanno avuto in affitto, si tratta di accordi già fatti che ora devono essere rispettati. Sentiamo. I bambini di terza sono chiamati a conoscere il territorio in cui vivono e quindi anche il dialetto, ha detto. Eccola allora al nostro microfono. Il campo di via Bassette non si sposta, ma se ci sono si accettano proposte. Battere Zaia sarà difficile ma non più impossibile, ha detto il segretario degli artigiani di Mestre, che poi replica duramente alla presidente degli industriali di Venezia. Sentite. È fermato a Padova dagli agenti della Polferro un domenicano di 33 anni che aveva nascosto la droga in una finta cintura. Lo sanno bene anche i sindacati che annunciano una vera e propria guerra. Sentiamo. E i tribunali del nord-est sono penalizzati dal CSM, dice, rispetto al resto del paese. Sentite. Grazie per averci seguiti e arrivederci.